Buongiorno amiche e buongiorno amici di Antenne 3, rieccoci in diretta dopo il telegiornale. Saluto Francesca per questa sua trasmissione che ha fatto pochi minuti fa, e ovviamente tutta la redazione che fa sempre un grandissimo lavoro per tenerci informati su quello che accade nel territorio. È un lavoro che ovviamente a cui noi cerchiamo di dare continuità in questo contenitore delle 13, un'ora oggi nella quale parleremo di un bene prezioso che sono i nostri dati, i dati personali, perché insomma tanti di voi lo sapranno, altrettanti non lo sapranno, ma è in corso una rivoluzione, anzi direi che si è conclusa una rivoluzione, perché a tutti gli effetti è entrato definitivamente in vigore una nuova norma che condiziona sicuramente il lavoro di tanti, però contemporaneamente anche garantisce la tutela dei nostri dati. Allora subito vediamo chi ospiti oggi in trasmissione. L'avvocato Antonio Todera, buongiorno. Buongiorno. Giovanni Kerr, che è presidente di Federalberghi Treviso. Buongiorno. E Fabio Provedel, che è responsabile dei servizi digitali di Confcommercio. Buongiorno. Allora, come al solito 0422 162 6798 è il nostro numero di telefono, e ovviamente per chi ha Facebook, come leggete in sovraimpressione, andate nella pagina di Antenne 3, c'è un post dedicato alla trasmissione di oggi e ci potete fare delle domande o insomma fare delle considerazioni. Allora, partiamo, no? Perché tra l'altro durante l'attesa di questa diretta si stava già discutendo tra di noi su quelli che sono sia gli effetti, ma in alcuni momenti magari anche dei paradossi che si vanno a vivere. Punto primo, questa nuova legge sulla privacy, il famoso GDPR, che ormai per gli italiani è più famoso dei mondiali, anche perché ai mondiali non ci siamo andati, quindi abbiamo posto l'attenzione su delle alternative. Abbiamo tempo per studiarlo la sera. Quello di cui si parla tanto in questi giorni, in questi mesi, è il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali, che in realtà è in vigore dal 2016, però diventa direttamente applicabile nell'Unione dal 25 maggio di quest'anno. È una norma, un regolamento che è nato con lo scopo di uniformare la disciplina in tema di privacy e trattamento di dati personali in tutta Europa. Cos'è il dato personale? Il dato personale è in sostanza qualsiasi informazione che riguarda una persona fisica, per intenderci le persone in carne e ossa, per cui non sono dati personali ad esempio quelli che riguardano le imprese, le società, le persone giuridiche in generale. Quindi, per fare degli esempi molto concreti, il numero di telefono, il nome e cognome, l'indirizzo di posta elettronica, questi sono tutti dati personali e il regolamento mira proprio a tutelare i dati personali di queste persone fisiche. Le faccio una prima domanda, ma quindi se io sono contemporaneamente Pier Giorgio Paladin e se io fossi avvocato, no? I miei dati hanno, diciamo, una dignità diversa tra Pier Giorgio Paladin, cittadino normale, e il professionista Pier Giorgio Paladin? Ma i professionisti a livello privacy non sono considerati imprese, quindi sono persone i cui dati sono tutelati. L'impresa individuale invece a livello privacy è considerata persona giuridica, pertanto restiamo fuori dall'ambito del regolamento, però ecco, i dati personali del professionista quanto quelli del cittadino che svolge un'altra professione, un'altra attività, avvocato, medico, muratore, idraulico, ingegnere, hanno la stessa dignità. Bene, ok, insomma abbiamo fatto questo primo distinguo. Allora, Provedel, Confcommercio, che insomma voi raggruppate un ampio raggio di attività, aziende, no? Quali sono quelle, se ne può identificare qualcuna, quelle diciamo non dico più a rischio, però che più devono porre attenzione? Sicuramente diciamo il settore alberghiero, e abbiamo qua Giovanni non è un caso Kerr, che abbiamo il signor Kerr qui con noi. Sicuramente, anche se noi ne rappresentiamo pochi magari, ma gli studi medici, i professionisti della salute, okay? Le agenzie immobiliari, okay? Chiunque alla fine vada a trattare dati anche a livello puramente, chiamiamolo commerciale, nel confronto dei propri clienti. Faccio un esempio, il negozio di calzature che dice: ma io ho un dipendente, ho un personal computer, sono presente sul web con un mio sito, magari faccio commercio elettronico e sono presente su Facebook. Cosa devo fare?
Sicuramente una serie di cose, perché tu stai andando a trattare dei dati dei tuoi clienti, ok? Non parliamo di aziende ma di clienti Fabio Provedè, Giovanni Kerr, certo, eccetera, e devi garantire che tratti questi dati nei termini corretti previsti dalla norma, come diceva l'avvocato. Quindi in questo caso qua cosa si fa noi come Confcommercio, e come abbiamo fatto con la vecchia normativa della 196 nel 2003, una proposta di assistenza alle nostre aziende, perché quella è la funzione dell'associazione, proprio dare assistenza cercando di incidere il meno possibile dal punto di vista economico e anche di impatto di lavoro nel confronto delle attività. Poi magari andiamo più nel dettaglio sulle tipologie di assistenza. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Massimo da Conegliano. Buongiorno Massimo, prego. Allora, diciamo che io ci credo ben poco sulla difesa dei dati personali, perché secondo me non esiste da anni. Le do solo un esempio. Come fanno alcuni call center ad avere i numeri di cellulare per vendere prodotti tipo Enel Energia o altre cose che ad esempio nel caso mio io non ho mai dato? Quindi qualcuno vende i numeri di cellulari a queste società, che secondo me sarebbero da querelare, perché ti continuano a chiamare tutti i giorni, poi dalla Romania, da altre parti, addirittura su numeri cellulari aziendali. Quindi per me non esiste nessuna difesa dei dati personali. Secondo luogo poi le stesse banche, se parliamo di banche, divulgano i dati personali a società di controllo senza autorizzazione del cliente. E qua chiudo, se no aprirei un argomento molto grande. No, ma per me in definitiva... ci ha dato già due belli spunti comunque Massimo. Ecco, quindi in definitiva sarebbe da querelare tutte queste società, comprese banche, compagnia bella, che divulgano dati personali dei clienti, morosi o non morosi, o anche altre società che fanno controlli sulle persone. Quindi per me non è mai esistito il fatto di avere praticamente privacy, non esisterà mai, partiamo dalla stessa carta d'identità o via dicendo. Grazie a tutti, vorrei qualche risposta in merito, arrivederci. Grazie a lei, continui a seguirci, insomma ha posto un tema importante, due bei sassi, no? sul nostro stagno. Allora il primo è quello della gestione di database, dei numeri di telefono. È ovvio che nel momento in cui qualcuno ti chiama vuol dire che ha ricevuto il tuo numero di cellulare da qualcun altro. Certo. Quali sono i casi più tipici nei quali non ci rendiamo conto che noi stiamo consegnando il nostro numero di cellulare? Capita spesso, tutti i giorni, quando ci si iscrive su qualche social o si compila una mailing list, ci capita di flaggare dei consensi e autorizzare queste cose perché, come facciamo tutti, ma anch'io in prima persona, andiamo di fretta e invece di leggere tutte quelle cosette scritte in piccolo, autorizzo e si va avanti e poi si arriva che ci chiamano persone che non sappiamo da chi hanno avuto il nostro numero di telefono. In realtà per contrastare questo fenomeno di queste fastidiose telefonate c'è la possibilità di iscriversi al registro delle opposizioni, cioè andando su internet si digita su Google il registro delle opposizioni e iscrivendosi in quel registro il nostro nominativo viene inserito in un elenco e in quell'elenco le aziende non possono, se il nominativo è inserito in quell'elenco, le aziende non possono più utilizzare il mio numero di telefono a scopi di marketing come fanno. Ecco. Però la prima cosa, come suggerisco sempre, è di fare attenzione ai consensi che diamo, a quello che clicchiamo e a quelle cose che cliccando e dando l'autorizzazione su internet poi autorizziamo a vendere, a trasferire, autorizziamo a fare tante cose. Oppure occhio anche i premi, cioè quando voi, penso mi permetto, Beh, quello è poi una cosa... Sei al supermercato e dici ok, partecipo a questa estrazione o ad avere tal oggetto e ti chiedono tutti i dati, poi lì i dati sono andati. Direi in generale di stare attenti a tutto quello che è gratuito, perché tutto quello che è gratuito in generale nasconde delle sorprese. In realtà non è gratuito perché nel momento in cui diamo i nostri dati sono la moneta del nuovo millennio, nel senso che chi ha in mano i dati ha la possibilità di indirizzare le offerte commerciali, di fare profilazione, di fare marketing, per cui dovrebbero pagare noi quando compiliamo dei form e diamo i dati. Giovanni Kerr, allora, gli alberghi
ovviamente avendo le camere assegnate a tot persone, tra l'altro voi avete l'obbligo di registrare ovviamente coloro che, a differenza magari di altre strutture, avete proprio un obbligo di registro, giusto? Quindi identificare le presenze con dei nomi eccetera eccetera. Immagino sia stata una rivoluzione per voi questo nuovo... Sicuramente una rivoluzione non proprio, perché voglio dire c'era già un regolamento sull'attenzione e sui dati sensibili che i nostri clienti hanno, anche perché credo che vada fatta una differenza fra la protezione dei dati e la protezione dei dati sensibili o di persone che hanno, non so, per motivi particolari, handicap o situazioni fisiche particolari, diventano dati sensibili, quindi diventa ancora più, bisogna avere ancora una maggiore attenzione. Ma diciamo che questo comporta soprattutto nelle nostre strutture un problema di gestione di questi dati. Questi sono sempre stati dati che sono sempre stati raccolti in passato, che sono sempre andati alla pubblica sicurezza perché ci richiede la legge, ci richiede di passare i nominativi delle persone che pernotano nei nostri alberghi, all'Istat per il numero delle persone, però nessuno si era mai preoccupato che fine facevano questi dati, come venivano trattati, dove venivano lasciati, sul cartaceo, sui sistemi informatici. No? Oggi ovviamente le cose cambiano perché c'è un obbligo di cancellarli appena fatto, risolto nei termini di legge, cioè il passaggio alla comunicazione dei dati, questi devono essere cancellati. Quindi voglio dire, abbiamo questo problema. Come dobbiamo gestire questa cancellazione? Come il nostro sistema informatico va modificato? E quindi sicuramente questa legge ci sta creando un po' di problemi. Sì, anche perché dall'altro punto di vista, mettono i panni di un albergatore, ovviamente i dati di un cliente possono essere anche valutazione per future proposte. Cioè, sono due aspetti diversi. Allora, c'è l'aspetto commerciale della propria struttura, quindi vedo come uso il dato che arriva dal cliente, e invece quelli che sono gli obblighi di legge. Non solo, ma c'è anche un terzo problema. Io ho il dottor Provedel che dorme nel mio albergo e mi chiama una persona e mi chiede di passarglielo. Non è una cosa delicata, è una cosa con chi è da solo, è accompagnato, adesso non voglio fare commenti su cui può andare il dottor Provedel, però voglio dire è sicuramente una cosa delicata, quindi io devo, oggi come oggi, devo richiedergli un'autorizzazione, devo avere un'autorizzazione scritta del signor Provedel per poter passare le telefonate in camera e di chi vuole ricevere le telefonate, signor Provedel. Quindi insomma sono tre tipologie di problemi. È una bella partita. L'aspetto commerciale, per finire la sua risposta, esisteva anche prima, quindi voglio dire, bene o male anche la vecchia legge prevedeva. Quello che è il cambio, secondo me, dove forse noi imprenditori siamo più in difficoltà, è proprio il modo con cui è concepita questa legge. Cioè, mentre le leggi fino adesso dicevano queste sono le cose e specificare le cose che non puoi fare, questa legge dice tu puoi fare tu puoi giudicare io se fai. Esatto, allora qui magari andiamo un attimo più nel dettaglio, senza, la chiedo ovviamente una grande semplicità di linguaggio. Allora, prima di andare nel dettaglio vado a dare la linea alla regia, una breve pausa così lei ha il tempo di prepararsi e spieghiamo il concetto che non esiste un modello unico di gestione della privacy, ma è qualcosa che va calato sulla singola realtà. Linea alla regia. Rieccoci in onda, in linea con ore 13, come leggete in sovraimpressione continuiamo a parlare della difesa dei dati personali. Prima ci ha chiamato un telespettatore ponendoci due domande, arriveremo anche a rispondere alla seconda. 042216269798, vi ricordo il nostro numero di telefono. Allora, avvocato, dicevamo, no? Perché poi c'è questa non è una cosa da poco. Il legislatore dice che sostanzialmente non esiste un modello di organizzazione per quel che riguarda la difesa dei dati, però va studiato in base alla tipologia di attività che svolge l'impresa in quel caso. Esatto. No? Ce lo spiega meglio questo concetto? Allora, questa è una delle grandi, penso la più importante novità di questo regolamento rispetto alla disciplina che era rappresentata in precedenza per noi in Italia dal codice della privacy, il DLGS 96 del 2003, ed è il principio di responsabilizzazione. In inglese si parla di accountability.
Cosa significa? Significa che si supera quel modello in cui avevamo una serie di prescrizioni, un elenco di cose da fare che tutti dovevano rispettare, e ci viene detto che noi non dobbiamo più fare queste cose e siamo a posto, ma dobbiamo dotarci di politiche e attuare delle misure che siano tali da garantire, e poi dobbiamo riuscire anche a dimostrare che sono in grado di garantirlo, che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità a quanto prevede il regolamento e quindi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Tradotto dalle galese, per farsi capire, è il dramma di qualsiasi cittadino italiano, in particolare dell'imprenditore. Tradotto dalle galese significa che da un lato l'approccio non è uguale per tutti, per cui la privacy va disegnata in base all'organizzazione dell'impresa, però diventa un approccio estremamente pratico, un approccio estremamente concreto, perché devo verificare in concreto quali dati hai in mano, che tipo di attività faccio, come la faccio, come è organizzata la mia azienda, quali sono i miei asset, qual è il core business dell'azienda, e sulla base di quello strutturare il vestito della privacy. Per cui non c'è più niente di prestampato, è tutto personalizzato a partire dall'informativa, quella che tutti avremmo ricevuto in questi mesi o a partire dal 25 maggio, chi più ne ha più ne metta, che dovrebbe, non sempre è così, mi potrete anche confermare voi, dovrebbe essere personalizzata e non standard uguale per tutti, perché ha dei nuovi contenuti che vanno studiati sulla base poi di quella che è l'organizzazione aziendale. Il problema poi è questo, che ci lasciano liberi di scegliere come adeguarci, però poi dobbiamo essere in grado, nel momento in cui ci arrivi una verifica, di dimostrare e di spiegare perché abbiamo adottato determinate soluzioni e di documentare le scelte che abbiamo effettuato. E qui è il grande problema. Allora, provo a riassumere quindi la faccenda. Allora, voi siete un'azienda, avete in mano dei dati, ok? Quindi occhio, là si accende la lampadina perché dovete adottare un sistema di gestione di questi dati e di tutela, perché sono il patrimonio che i vostri clienti o frequentatori vi mettono in qualche modo in mano. A quel punto il modello non è unico, ma andrebbe studiato a seconda del tipo di attività che fate. La partita ovviamente non finisce lì, perché a quel punto voi dovete in qualche modo dire: io ho scritto questo modello, domanda, uno se lo può anche scrivere o deve comunque avere l'appoggio di un professionista? Tutto è fattibile, però dalle premesse di cui abbiamo parlato diventa è abbastanza difficile, abbastanza ardua la cosa. Ok, qual è la tipologia di professionista che in questo caso può aiutare l'azienda? Questa è una domanda difficile, nel senso che la norma ad oggi non ha ancora fissato le figure professionali, i curricula, un albo e via dicendo. Okay. Quindi mancava. c'è un po' un assalto alla carovana come è avvenuto anni fa. Sicuramente ci sono professionisti seri, ma devono essere professionisti che hanno conoscenze sia dal punto di vista, chiamiamolo informatico, sia dal punto di vista legale. Sì, ci deve essere, diciamo, una collaborazione due tra chi ha le uniscono. Conoscenze legali e chi ha la conoscenza tecnica informatica, questo è Quindi indispensabile. sono questi due mondi che si vanno in qualche modo ad unire per fornire un modello adeguato. Quindi abbiamo il modello, dopo ovviamente se abbiamo un modello dobbiamo rispettare quelle che sono le cose che abbiamo dichiarato di fare, perché non è che uno fa il modello poi lascia le fotocopie delle carte d'identità sopra la scrivania oppure sopra il banco dell'albergo, uno passa, legge, fa, se lo prende, no, quindi va rispettato. In più ovviamente capiterà che qualcuno venga a verificare se A è stato fatto il modello, B se è stato fatto conforme, insomma, a una certa logica, e C se va rispettato. Quel qualcuno mi risulta essere la Guardia di Finanza. È il garante coadiuvato dal nucleo ispettivo della Guardia di Finanza. Perfetto, quindi insomma, ben presente in maniera capillare nel territorio. E con le multe e le sanzioni che ci sono. E qui arriviamo poi, se le cose vanno male. Allora, ricordiamo un attimo l'aspetto sanzionatorio di 4% del fatturato mondiale dell'anno precedente. Una cosa da far venire i brividi a qualsiasi azienda, di qualsiasi dimensione, perché sono delle cifre, voglio dire, ingestibili per un'azienda normale. Quindi voglio dire, questo ci preoccupa moltissimo, perché voglio dire, non sai se sei in regola e sai che le sanzioni sono altissime.
Quindi dove vai a trovare il professionista giusto? Ne avete discusso all'interno, ovviamente, immagino, delle rispettive associazioni? Assolutamente, noi abbiamo fatto anzi dei convegni all'interno di Federalberghi in casa Ascom, proprio con il responsabile legale di Federalberghi Roma, che gentilmente si è prestata e si è fatta, credo che continui a fare il Giro d'Italia ancora, entrando proprio nello specifico delle problematiche di noi albergatori, perché come stavamo dicendo prima ci sono delle cose che sono più particolari, singolari, fatte su misura e si vede che in realtà forse le problematiche sono meno gravi di quello che ci può sembrare, forse c'è più il tam tam mediatico che ci spaventa di quello che in realtà avviene, certo con alcune attenzioni a quello che si fa, con un'ottica un po' attenta soprattutto sulla gestione dei dati, su come io proteggo questi dati, dove effettivamente prima noi albergatori non abbiamo fatto niente. C'è anche da dire che finché non accadrà, tocchiamo ferro, magari l'obiettivo è lo zero delle sanzioni, però finché non accadrà che poi venga staccata qualche multina, ovviamente penso che da parte di tutti ci sia in questo momento il punto di domanda, perché soprattutto in un paese come il nostro, dove diciamo, l'assetto è abbastanza variabile rispetto a quando c'è discrezionalità, no? Anche nella sanzione, non è che abbiamo proprio dell'uniformità così, cioè non so, indossare il casco a Treviso è obbligatorio, magari vai in altre regioni d'Italia, non ti sembra esattamente così la priorità. Le cinture non si usano, le cinture non si usano. Quindi allo stesso modo sarà curioso verificare magari insomma enti... Speriamo il più tardi possibile. Enti nazionali come il vostro potranno avere anche un quadro più ampio. Sicuramente sì, ad oggi diciamo, a differenza per esempio di quanto è accaduto in Francia, dove il garante francese si è esposto, benché loro siano partiti prima di noi con un loro regolamento di attuazione che in Italia non è ancora uscito e dovrebbe uscire in agosto con tutte le vicende politiche che ci sono state, doveva uscire a maggio, non c'era il governo eccetera, quindi è slittato. Okay. Su quella base lì si dovrebbero definire un attimino meglio alcune specificità e alcuni dubbi operativi che prima ci confrontavamo anche con l'avvocato, si diceva ma questo come lo interpreti, ma quest'altro, anche tra avvocati stessi vai ad interpretare indubbiamente la cosa, quindi il rischio c'è. Vedremo e valuteremo, in Francia ha detto stiamo fermi fino a dicembre, quindi vi diamo un tempo per sistemarvi, per regolarvi, che ci sta, ok? In Italia non ci sono state prese di posizioni ufficiali. Si gioca un po' tutti sul fatto, anche tra consulenti eccetera, dell'attesa sicuramente di questa data del 21 agosto che dovrebbe uscire il regolamento e che in questo periodo qua ci sia la discrezionalità, quantomeno ci sveglieremo in spiaggia scossi muoviamoci e sistemiamoci. Va tenuto presente anche un altro aspetto, non è che poi una volta che io ho fatto le carte del GDPR sono a posto, perché la norma stessa è in continuo movimento, cioè quello che io faccio è in continuo movimento. Oggi ho una situazione banale, per esempio ho dei dipendenti, ho un computer, ho un sito web, fra 6 mesi ho fatto l'e-commerce, quindi sono cambiati i dipendenti, quindi devo andare ad aggiornare quel mio piano di presenza, quel mio piano di garanzia dei dati, come li sto gestendo e via dicendo, quindi è un progress in progress continuo, cioè non è una cosa fatta e chiusa, e questa è un po' la difficoltà da far capire anche ai nostri associati, non è che una volta che hai messo il bollino lo hai chiuso, ma sarà una cosa che proprio in base al fatto che sei tu responsabile di come gestisci queste cose dovrai portarti dietro e sviluppare e continuare a migliorare nel tempo. Avvocato, adesso in totale onestà, a prescindere che possiamo condividere tutti quanti il valore dei nostri dati personali, no? E a prescindere che ci piacerebbe avere a che fare con soggetti che la pensano alla stessa maniera e che quindi tutta sta partita ci porterà a reali vantaggi di tutela del nostro patrimonio da questo punto di vista, secondo lei? Ma allora, in tutta onestà devo dire che la percezione non è quella, nel senso che anzi c'è un atteggiamento di rigetto e di repulsione verso l'ennesima norma che gli imprenditori tutti i giorni assieme a altre migliaia sono costretti ad applicare. In realtà quello che dico spesso facendo attività di consulenza, e non lo dico per indorare la pillola ma perché ne sono profondamente convinto, è che questo regolamento e la necessità, l'obbligo di doversi adeguare a questo regolamento in realtà costituisca anche un'opportunità per l'impresa.
L'opportunità discende sotto due profili. Il primo profilo discende dal fatto di cui abbiamo parlato prima, dal principio di responsabilizzazione e dalla necessità di costruire un disegno privacy che è personalizzato. Cosa comporta questo? Comporta di dover andare in azienda, rivedere i processi, capire com'è l'organizzazione, capire quali dati tratto, perché li tratto, quanto li conservo, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che nell'ambito di questo lavoro al 99,9% delle volte mi accorgo che tante attività che sto facendo da anni in un certo modo possono essere fatte in modo più efficiente, più snello, più produttivo e nessuno si è mai posto la domanda sul perché li stiamo facendo così. Oppure che raccogliamo dei dati inutili, copie dei documenti di identità che non servono al lavoro. Delle volte chiedo alle imprese, ma tenere questa documento di identità vi serve? No, ma fa sempre comodo. Queste cose vanno ad intasare gli archivi informatici e non, perché non stiamo parlando solo di dati personali, parliamo anche di archivi fisici, certo. di capannoni pieni di documenti. Oppure, per quanto riguarda i dipendenti, magari in una società che ha 50 dipendenti si scopre che tutti hanno accesso a tutto, cioè dalla mia postazione io posso vedere tanto i dati dei clienti quanto i dati di tutte le risorse umane, quanto invece se io sono addetto a fare le fatture piuttosto che gli ordini, ricevere e fare gli ordini, non è necessario che ho accesso ai dati personali degli altri dipendenti. Quindi rivedendo tutto questo meccanismo si creano delle dinamiche che comportano migliore efficienza, un lavoro più snello e di sicuro più produttività. L'altro aspetto che volevo sottolineare, non per spaventare ma perché è un aspetto reale, è quello che riguarda la sicurezza. Mi sono portato qui dei dati e li leggo solo a titolo esemplificativo. In Italia le violazioni, non in Italia ma nel mondo, le violazioni cyber sono una delle minacce più probabili e in assoluto più costose per le aziende. Consideriamo che in Italia i reati informatici sono aumentati del 51% in 5 anni e solo nel mese di aprile del 2018 ci sono stati 4.600 attacchi informatici e una media di 153 al giorno. Gli attacchi informatici costano alle aziende nel mondo una media di 11,7 milioni di dollari in media, con un primato che è negli Stati Uniti con quasi 20 milioni e con l'Italia che si piazza comunque al 6º posto. Cosa voglio dire? Nel momento in cui io devo rivedere la mia azienda, le misure di sicurezza che ho in azienda, per adempiere a un obbligo normativo che è quello di proteggere i dati personali, in realtà contemporaneamente vado a proteggere tutti gli asset aziendali, la mia difesa. Per cui e mi limito o comunque scongiuro rischi che sono molto pericolosi e costosi. Ci lasciamo per qualche istante. Rieccoci in onda, difesa dei dati personali, ancora ve lo ricordo 0422162798, il nostro numero di telefono per chiamarci in diretta e prendo spunto da questa memo che vi ho appena dato per riprendere la seconda domanda del telespettatore Massimo che aveva chiamato poco fa, il quale ci diceva che lui non ci crede tanto insomma, in questa cosa della privacy e non capisce come mai le banche continuano ad avere tutta una serie di informazioni che dovrebbero essere alquanto riservate e che se alla fine lavori in banca hai accesso a tutta una serie di cose che altri non possono condividere. Come la pensate voi da questo punto di vista? Sicuramente è un po' legato tutto alla questione che accennava anche l'avvocato prima di che autorizzazione ho dato io nel momento in cui ho aperto il conto in banca. Se ho dato le autorizzazioni per esempio a passare i miei dati non solo all'interno del gruppo bancario ma anche a questioni di marketing esternamente, la banca da quel punto di vista può farlo. Insomma, qua penso che il telespettatore si riferisse ad altro, che sostanzialmente se domani mattina lei va in qualsiasi istituto bancario può sapere di me quanti mutui ho accesi, se pago le rate, sì. cioè tutta una serie di informazioni che bisognerebbe capire se sono dati, allora, a mio parere sono dati sensibili, non ho capito perché le banche possono averli e altri no, o viceversa. Diciamo, se guardiamo il termine legale non sono dati sensibili. No.
Non sono dati sensibili? No, dal punto di vista legale no, se si tratta di nome, cognome, questi dati qui non sono dati sensibili. No. Le banche sono collegate a una centrale rischi che raggruppa tutti i dati, per cui se io ho avuto problemi perché non ho pagato la rata del frigorifero e vado a chiedere un mutuo in una banca, loro riescono a vedere. Questo è un meccanismo lecito. Adesso faccio il lavoro di care. Allora io le dico, bene, e perché io che ho un albergo mi chiama la ditta X o il signor Y e perché non posso aver diritto a verificare se mi sta venendo da me uno che tira dei buchi allucinanti in giro e invece una banca lo può fare? E non mi paga, perché uno dei problemi che abbiamo, il cliente si prende e non paga la camera, voglio dire, non è così automaticamente facile risolvere questo tipo di problema. Cioè, penso che lo sfondo della domanda del nostro telespettatore fosse anche in questa direzione. Beh, in genere la banca concede il credito, per cui prima di concedere un credito deve valutare se chi chiede di essere finanziato ha poi la possibilità di restituire quello che ha ricevuto, e nel valutare questo deve valutare la sua storia, no? Per cui capire se in passato ha avuto delle problematiche o no. Chi va in albergo, a parte che gli alberghi hanno la possibilità di tutelarsi, perché adesso con la prenotazione con la carta di credito poi di fatto è la banca che garantisce nel momento in cui si danno i dati e l'autorizzazione a pagare con la carta, per cui è un problema secondo me un po' diverso rispetto a chi deve erogare denaro e deve fare una valutazione sulla possibilità o meno di recuperarlo. Adesso tra l'altro la cosa è diventata ancora più stringente, perché in anni passati hanno erogato mutui e quant'altro a chi poi non li ha restituiti, per cui adesso per qualsiasi cosa chiedono anche informazioni in più di quello che magari serve per concedere il finanziamento. Vabbè, dai. Allo stesso modo c'è stato qualche istituto che ha distrutto un substrato economico del territorio, per cui insomma la finisce a pari patta. Finisce a pari patta, anzi appunto forse secondo me va bene, lasciamo perdere questo argomento che ci tocca purtroppo molto da vicino. Altra domanda curiosa, allora, esiste il modello, esiste l'ente di verifica, supponiamo che venga scoperto insomma, che il modello o non va bene o comunque ci sia negligenza, viene tra l'altro viene emessa una sanzione. L'utente, perché poi se ci ragioniamo, cioè chi subisce il danno è quello che viene rappresentato dai dati. L'utente si può rifare in qualche maniera su chi ha sbagliato? Allora, c'è un aspetto sanzionatorio che sono le sanzioni di cui parlavamo prima, no? Fino a 10 o 20 milioni di euro, il 4%, che poi fanno tanto rumore, però in realtà poi bisogna vedere nell'applicazione pratica, perché probabilmente si attesteranno sulla linea delle sanzioni che già ci sono in base al codice privacy. Quello è l'aspetto sanzionatorio. Poi chi ritiene di essere stato danneggiato da un trattamento illecito può agire e fare un'azione per chiedere il risarcimento dei danni. Quindi l'azienda che tratta i dati illecitamente o che non è in regola con le nuove prescrizioni europee è esposta da un lato a una sanzione che è amministrativa e che sono quelle di cui abbiamo parlato, dall'altro alla possibilità di iniziative risarcitorie da parte di chi si sente leso. Avete notizie nei vostri ambienti di sanzioni? No, di sanzioni, di utenti, di cittadini che hanno scoperto insomma, che i loro dati fossero... No. Ma noi, come nel mio gruppo alberghiero, abbiamo oltre 150.000 presenze l'anno, non abbiamo in questi anni avuto casi di questo genere qua, nessun tipo di richiesta da questo punto di vista sulla privacy.
È vero che magari siamo anche attenti e cerchiamo di usare tutti i sistemi più corretti, eccetera, nella raccolta dei dati del cliente, di usare dei sistemi informatici, perché oggi il sistema informatico è quello che ti dà anche la garanzia di avere un dato protetto. Sono i sistemi vecchi, manuali, che una volta usavano gli alberghi, che non sono assolutamente più difficilmente controllabili, anche perché oggi di fronte a qualsiasi azienda che si occupa di mailing, spesso e volentieri mi faccia vedere copia dell'autorizzazione. Dobbiamo quindi provvedere, un conto è avere una copia dell'autorizzazione di tipo elettronico e digitale, che sono in grado di formularla in tempo reale, e un conto è invece andare a cercare a scartabellarmi su un archivio cartaceo, quando forse un giorno, senza dimenticare che c'è un limite anche in questo, perché ho anche tutti i database, mi pare, avvocato, che dopo un tot periodo di tempo vada richiesta l'autorizzazione a usare questi dati, non è che dura vita naturale durante. No? No, che vita ha un dato? Dipende dalla tipologia, nel senso bisogna indicare uno dei contenuti della nuova informativa, e anche nel registro di trattamenti, se è obbligatorio farlo, va indicato il tempo di conservazione. Per cui avrà la scadenza come la mozzarella praticamente. 2 anni. Non è proprio così. 2 anni si dice, Ma almeno no, nel nostro settore. dipende dal dato, perché alcuni dati li devo tenere ad esempio per ragioni fiscali, o certo, perché mi possono fare causa, per cui li posso tenere magari fino a 10 anni. I dati di registrazione di un impianto di videosorveglianza li devo cancellare entro 24 ore, quindi dipende un po' dal tipo di dato che tratto. Ok, quindi insomma continuo a capire che la cosa sia d'assetto variabile, cioè forse proprio la difficoltà anche da parte... La difficoltà è proprio questa, quella di cui si diceva prima. Beh, che non c'è più la noi possibilità... albergatori, da quando con debito ritardo ci è stata comunicata l'attività e l'inizio di questa nuova normativa europea, non sappiamo se dobbiamo essere più preoccupati di questa nuova normativa europea o dello stuolo di consulenti che si è presentato a suonare i campanelli delle nostre strutture per dirci io ti risolvo il problema, quando poi li analizzi poi così preparati non sono nemmeno loro, quindi voglio dire, non sappiamo di cosa dobbiamo preoccuparci di più. Insomma il pericolo proviene da più fonti. Da ambo le parti. Senta, Provedel, invece resta il fatto che con questo sistema di vita che abbiamo attuale la componente digitale insomma, ha un ruolo fondamentale, no? All'interno anche di quello che sono i suoi compiti dentro alla struttura di Confcommercio, penso che ne veda un po' di tutti i colori a questo punto di vista. Assolutamente sì, tant'è che noi in Ascom abbiamo creato una Digital Academy proprio per accompagnare i nostri soci in questa evoluzione. Pensiamo alla fattura elettronica adesso, al commercio elettronico che sta prendendo piede, tutti questi nuovi mezzi che per i giovani sono quotidianità, diciamo, per le aziende storiche o comunque radicate sul territorio possono essere un grosso impatto anche psicologico di cosa faccio, cosa non faccio. Spesso mi capita nella quotidianità, soprattutto questi giorni qua, di ditte che mi chiamano molto preoccupate, non riescono magari a capire la necessità di fare un'operazione, del perché sì, del perché no, di cosa mi succede se non lo faccio. Ieri mi ha chiamato una signora dicendo, un negozio di calzature, preoccupatissima perché sta ricevendo decine di mail dai suoi fornitori dove gli dicono clicca qua per approvare, clicca di là per approvare, ma cosa faccio se non clicco? Io ho detto, se sono vostri fornitori, rapporto ditta a ditta, non stia a fare niente, se avanzano dei soldi sicuramente la chiamano. Il concetto è quello. Direi che insomma poi si arriva sempre lì, ma ci sono delle attività, non intendo dei settori, ma delle attività particolari che sono quelle più a rischio? Un esempio potrebbe essere quello degli ottici, perché soprattutto su questa tenuta dei dati, nell'ambito di una riunione che abbiamo avuto in ambito regionale si discuteva, perché 10 anni è il tempo in cui io posso tenere un dato di un cliente, ma se io sono un cliente affezionato del mio ottico da quando avevo 18 anni, ad oggi magari la mia anamnesi visiva mi può essere comoda anche a me tenerla. Stando ad oggi la situazione, in teoria devo fare un reset dei 10 anni indietro. Oltretutto loro hanno dati col vecchio nome sensibili, ok? Oggi dati particolari sulla salute delle persone, quindi diventa ancora più critico, benché in buona parte abbiano già gli ottici del settore nostro sanato la cosa con la vecchia 196, ok? Gestire in maniera corretta questi dati, garantire al cliente che sono gestiti correttamente.
A me viene in mente una parola, certo, che è buon senso. Secondo voi poi verrà adottato? Perché mi rendo conto che insomma, io ho piacere se vado dall'ottico da 20 anni che lui continua a tenere i miei, anche perché io sicuramente i dati non ce li ho, è funzionale a quella che è la mia protezione della vista, la mia salute, insomma, che questi dati esistano. Chi è che dovrà applicare quel buon senso poi? Chi va a fare le verifiche? Beh, di sicuro chi va a fare le verifiche, perché poi sono loro che irrogano le sanzioni. È chiaro che si spera che trattandosi di un regolamento nuovo, prima o poi ci si attesti su delle situazioni in cui ci siano dei paletti abbastanza sicuri, perché ad oggi, ne parlavo prima con gli altri ospiti, riuscire a dire a un'azienda che è adeguata e compliant al 100%, secondo me è un'impresa impossibile, per cui è chiaro che tra l'altro lo stesso regolamento tra i suoi principi fa capire questo, nel senso che non è richiesto di fare tutto adesso, o meglio entro il 25 maggio che è già passato, è richiesto di far vedere che ci si è mossi, che ci si è dati da fare, che anche perché le misure da adottare, le soluzioni da porre in essere potrebbero non essere allo Stato disponibili per l'azienda anche a livello di risorse economiche, certo, cioè l'attuazione del progetto privacy va di pari passo con la disponibilità economica e quant'altro, per cui è necessario intraprendere un percorso, cercare di il più possibile essere adeguati, però credo che soprattutto nel primo periodo ci sarà un certo grado di tolleranza. Ultima pausa prima della conclusione della nostra trasmissione. Allora, mi sembra di capire che diciamo, da questa trasmissione stia uscendo, come dire, più che un desiderio, ci si augura che prevalga il buon senso, quelli che saranno, perché poi i dolori arrivano nel momento in cui parte la sanzione, poi è inutile stare qui a girarci tanto intorno. Sicuramente si può cambiare il sistema di lavoro, si devono fare degli investimenti, tra l'altro mediamente aziende che, come dire, qualche impegno finanziario ce l'hanno costantemente, adesso ne avranno uno di ulteriore. E vabbè, siamo abituati, però insomma ci si augura che dall'altra parte appunto ci sia buon senso, perché è fondamentale. Prima citavate anche dei casi esteri, a parte la Francia, abbiamo altri paesi da cui, non so, avete degli scontri? Germania è molto avanti, sono stati i primi a partire. Sono stati i primi? Ok, ma loro l'hanno applicata, da quanto so io, poi magari l'avvocato potrà confermare, in maniera molto rigida, addirittura la figura del DPO l'hanno abbassata di livello superiore alle DPO, traduciamo per i nostri amici. Il DPO è il responsabile praticamente esterno per quanto concerne l'analisi e la sicurezza all'interno dell'azienda, cioè una figura che in Italia è obbligatoria, Data Protection Officer, usando un termine brutto inglese, ma ormai ci siamo abituati, questi sono, che ha praticamente il compito di fare l'analisi dei rischi e delle necessità delle aziende e comunicarlo ai responsabili, al CDA delle aziende e via dicendo. È obbligatorio per tutti gli enti pubblici, okay? Quindi non so dove troveranno i soldi per, ok? E comunque per le aziende sopra i 250 dipendenti, ok? O per chi tratta dati in maniera pesante a livello di territorio. E adesso lei mi ha aperto anche un'altra finestrina non da poco, perché una grandissima azienda che ha una valanga di dati nostri personali è la pubblica amministrazione. Lì come funziona? Cioè la Guardia di Finanza va all'ufficio anagrafe a vedere se potenzialmente abbiamo informazioni riguardo. Ma in realtà sì, anche loro trattano i dati, hanno l'obbligo tra l'altro di nominare il DPO, cioè il responsabile della protezione dei dati, e anche loro se non l'hanno già fatto si dovranno adeguare a questa nuova normativa. Ma in quel caso il fatturato su cosa è valutato secondo lei? A livello sanzionatorio? Sì, adesso scusatemi perché io rido. Abbiamo uno stato di debiti per cui probabilmente... No, però io rido, ma non c'è tanto da ridere. Allora attenzione, perché cosa succede? Allora, tanti dati nostri sono in mano alla pubblica amministrazione, bene.
Allora, come sempre in Italia noi abbiamo un mondo che è quello dell'impresa e del privato e un mondo che sta nel limbo, che lì non si sa bene, che è quello della pubblica amministrazione. Perfetto. Quindi la privacy o vale o non vale. Se vale deve valere per tutti, se non vale non deve valere per nessuno. Se abbiamo stabilito che i dati sensibili hanno un loro valore, dovrebbero averlo anche per la pubblica amministrazione. Al che significherebbe che degli dipendenti dello stesso giro, no, che sono la Guardia di Finanza, va dai suoi colleghi della pubblica amministrazione a verificare come tratta i dati. Se li tratta male dovrebbe fare una sanzione, emettere una sanzione. Emettere una sanzione che non è valutabile sulla base di un fatturato, perché mi auguro che non è, però dovrebbe avere un valore che comunque ricade sulla collettività. Qui ne avete da discutere insieme ai giuristi per penso qualche anno. Pronto, chi parla? Pronto? Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono un'ascoltatrice. Vorrei chiedere due cose per avere due risposte. Siamo qua per quello. Quando i nostri figli vanno a lavorare, devono portare i carichi pendenti per sapere se sono persone oneste. Allora, la seconda cosa, io mi trovavo a Udine per necessità, all'ospedale non mi hanno dato dov'era una persona per la privacy, qui a Padova invece vai all'informazione e ti danno l'informazione. Io vorrei sapere dal signor avvocato queste due cose, i carichi pendenti dell'onestà del cittadino italiano e di quello che andiamo in ospedale e chi lo dà e chi non lo dà. Io vorrei una risposta anche inerente a quel coso del dottor Salvini che sta parlando dei Rom. I carichi pendenti li vogliamo sapere perché la gente deve essere onesta e soprattutto sapere come mangia e da dove provengono i soldi. Vi ringrazio e aspetto risposta. Buongiorno. Grazie a lei, l'avvocato Todaro è già che scalpita i blocchi di partenza per dare la risposta. Allora, carichi pendenti non lo sapevo. Allora, carichi pendenti, diciamo che ormai è diventata una richiesta generalizzata da parte di tutte le aziende, in realtà dovrebbero in qualche modo giustificare perché mi chiedono quel tipo di dato, perché ad esempio devo essere assunto in una posizione delicata e quant'altro, invece in realtà ormai la prassi è che di default ci chiedano il certificato del casellario giudiziale, per cui anche comunque, lì... rispondiamo alla signora, possono chiedere, cioè le aziende possono chiederle e poi il dipendente è obbligato a darli? Allora, le aziende dovrebbero giustificare, avere una motivazione per la quale stanno chiedendo questo tipo di dato. Per cui rispondere se tutte lo possono chiedere, la risposta è sicuramente no, nel senso che devono motivare e quindi lo possono motivare anche sulla base del tipo di attività che magari il dipendente che deve essere assunto andrà a fare. Se lo richiedono di default, devo dire che a mio avviso non è una richiesta legittima in ogni caso. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, non ho capito benissimo la domanda, comunque mi pare di aver capito che una volta gli hanno dato un'informazione... In certi ospedali tu arrivi, chiedi se c'è Pier Giorgio Palladini, ti dicono sì, è la stanza 14, letto 2, in altri non te lo dicono. E lei e la signora sono successe entrambe le cose. Allora, in linea di principio non dovrebbero dirlo, in nessun caso, perché comunque... il fatto di trovarsi in ospedale potrebbe andare qualsiasi persona che magari ha saputo che qualcuno si trova lì e ad ottenere delle informazioni in cui magari per fare cose che non vanno bene e quant'altro. Poi sta, credo, alla sensibilità di chi si trova lì allo sportello di dare o meno questa informazione. Sì, mi mettono i panni dell'anziano che va a trovare l'amico, non si ricorda. Forse in questo caso se ne fa più una questione di buonsenso più che di tutela della prassi, perché in linea di principio comunque non potrebbe essere data un'informazione, anche perché chi mi si presenta allo sportello io lo dovrei capire chi è, a cosa serve, diventerebbe una cosa, per cui se si trova poi l'impiegata
che capisce che magari è il genitore, il fratello che va a trovare il congiunto che si trova in ospedale, è più flessibile, ecco, questo continuerà a succedere. Bene, allora siamo al termine di questa nostra puntata e intanto grazie a tutti e tre che siete stati qui con noi oggi a spiegarci meglio questa nuova situazione. Nei nostri alberghi non diamo mai il nome di chi dorme, su questo potete stare tranquilli. Allora, stiamo tranquilli da quel punto di vista e il sunto è buon senso. Mi sembra di capire che quantomeno ci si augura da parte di tutti buon senso e tra un po' di mesi vedremo se effettivamente sarà così o se ci sarà da preoccuparsi sul serio. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito da casa e grazie ai miei ospiti e rimanete ovviamente a seguire Antena 3 Nord-Est. Ciao a tutti.